Un calcio alle polemiche per fare gol indifferentemente a sinistra e a destra del portiere. Tutto questo e molto di più è il torneo delle squadracce che il 15 luglio tornerà ad animare l'estate bassanese con 10 squadracce, provenienti da tutto il Veneto. 10 anni fa, esattamente nel 2013, con l'attuale presidente Alessandro Galvanetti di Destra Brenta, decidemmo di fare un triangolare tra amici. Io provengo da una tradizione calcistica, ho fatto il portiere nelle giovanili, in promozione a Belvedere, quindi insomma ho il calcio dentro, ecco. E abbiamo iniziato in questa maniera e dopo la cosa però si è fatta sempre più seria. Seria al punto che l'anno scorso il gioco è passato dal campo alla politica, con scritte ingiuriose sui muri degli impianti sportivi di Cartigliano che ospitavano l'evento, considerato da un gruppo di vandali un torneo di estrema destra. Essendo io uno degli inventori del torneo, uno degli organizzatori, in concomitanza col consiglio comunale abbastanza caldo dell'anno scorso, dove presentai la mozione contro l'ULSS, feci delle dichiarazioni contro la sinistra, purtroppo un gruppo di vandali ha deciso di ingiuriare, ma certo non ha fermato la voglia e la partecipazione, insomma, della gente. Questo torneo nasce con un'etichetta identitaria relegabile alla destra. Ma dopo però, proprio per sdoganarsi, proprio per attirare gente, famiglie, bambini, con voglio dire giochi, panini onti, insomma divertimento di ogni tipo, la platea si è molto allargata, ecco. Dunque, il rosso sarà solo quello degli eventuali cartellini, il nero solo quello della casacca dell'arbitro e il resto dei colori della tavolozza saranno le emozioni che sport e divertimento sapranno dare.